Salve a tutti e ben ritornati sul canale qui cercatori di miniere. Siamo in provincia di Vicenza, a Torre Belvicino, sul Monte Trisa, però questa volta siamo nel versante opposto, in Val Livoron, per vedere se troviamo qualche galleria. Gallerie che si chiamavano Lombardo. Ce ne dovrebbero essere diverse, andiamo a vedere intanto. Ed ecco una delle gallerie Lombardo. Questa che abbiamo trovato dovrebbe essere la numero 2. Lombardo perché veniva dato il nome della concessione mineraria, ma la ditta che estraeva era la Montecatini, attività mineraria che partì nel 1927. Ed ora andremo a vedere all'interno. Andiamo. Appena dentro c'è subito una grande stanza, forse qui venivano ammucchiati i carrelli del minerale. Nel 1974 la galleria riprese l'attività estrattiva per altri 2 anni, con Fabio Vaccaro e Walter Pietrobelli, estraendo diverse tonnellate di barite. E niente, un macigno sbarra il proseguimento della galleria. Proviamo a vedere se ne troviamo delle altre. Antichi sentieri dei minatori che ormai sono andati persi, che dobbiamo farci strada tra i rovi. Questa dovrebbe essere la 3, ma è tutto franato, non si può entrare e più c'è tutti sti rovi e niente. Tra il 1934 e il 1942 viene scoperto una grossa vena di barite e viene scavata questa galleria, l'intermedio. Andiamo a vedere. La canaletta di scoglio per l'acqua, un'opera fatta negli ultimi anni. Delle concreazioni bianche. Ora la galleria curva verso destra, osserviamo. Qui un pozzetto d'acqua.
destra c'è una frana che tappa, no, anzi, gira a sinistra. Luca e lassù, eccolo là. Ossidi di rame che sono ancora. Sì, sì, qua c'è un po' di mineralità. Sì. Ti vedi proprio? Anche i gori qua scomiglia, sto in su, magari. Tutti quasi così. Estraevano barite, baritina e anche solfuri. Se mai, adesso ferma lì. Sei molto attento, Sì, infatti volevo. Ora questo che vediamo alle nostre spalle era il deposito della ditta Montecatini, ora è diventato un pollaio. E niente, una breve esplorazione. Oggi non è stata una giornata fruttifera di miniere, però sempre interessante scoprire i luoghi del passato. Noi ci vediamo in un altro video. Ciao!